Devi morire, ti butterei la baccinella in faccia, ti darei uno schiaffone, animale. E ancora, sei una bestia, un mongolo. Sono alcune delle frasi che Rita Esposito, una delle operatrici finita nell'inchiesta per maltrattamenti nella casa di riposo degli orrori di San Donà di Piave, diceva agli anziani ospiti. Per il giudice però la sua condotta è ritenuta di particolare gravità, si legge, idonea a recedere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'azienda. Il giudice ha valutato come attenuante l'unicità dell'episodio e con questa motivazione il Tribunale di Venezia ha annullato il licenziamento disciplinare. Una sentenza che l'impresa sociosanitaria Veneto Orientale Isvo ha intenzione di impugnare. E siamo rimasti sì, a dir poco sconcertati leggendo la sentenza anche con i nostri legali e con i componenti del CDA. È ovvio che però un messaggio lo voglio dare chiaro e forte. Ci opporremo in qualsiasi sede alla reintegra della signora e quindi nonostante la sentenza andremo in appello perché appunto il danno anche di immagine che è stato creato alla struttura è notevole. Ci sono altri procedimenti in corso che la riguardano, quindi diciamo che non è finita qua. Quindi voglio tranquillizzare a questo punto di vista. Sapete che abbiamo iniziato un percorso di miglioramento, di attenzione e di cura della persona e delle nostre persone fragili ovviamente, che sicuramente non possono passare attraverso la presenza di persone di questo tipo all'interno delle nostre strutture. Opinione pienamente condivisa dal sindaco Teso che appoggerà Isvo in questa azione. Una sentenza che ci lascia assolutamente sconcertati, è una pronuncia che non avremmo mai voluto vedere. Il giudice nella sentenza conferma che i comportamenti ci sono stati, che sono gravi, ma non così gravi da giustificare il licenziamento. Ora io non so come si possa pensare che qualcuno che si è reso responsabile di comportamenti del genere possa tornare all'interno della casa di riposo. Ci sono alcuni passaggi poi della sentenza che non sono assolutamente condivisibili, uno in particolare mi ha colpito dove si dice che questo signore anziano che ha subito le ingiurie, anche per il suo stato di difficoltà psichica e fisica, ha in qualche maniera, non si dice giustificato, ma tra le righe si capisce che è questo il comportamento del personale. Ecco, sarebbe come dire che se il bambino piange all'asilo e la maestra lo riempie di schiaffi, ha fatto bene perché il bambino piangeva. Una cosa orripilante e che non accetteremo mai in nessun caso.